ascoltatemi bene, perché oggi non è più un lavoro, qua è un sistema che ti mette i minuti addosso, che ti fa correre sempre e poi ti fa passare per quello cattivo. E lo so già che qualcuno si offenderà, ma a me che cazzo me ne frega? Scrivilo qua bene, in grande, un cazzo. Perché voi vedete il camion, ma non vedete quello che c'è dietro. E infatti, la prima cosa che fate quando lo vedete in autostrada è dire stanno in mezzo, sono lenti, si mettono affiancati. Voi non avete capito niente. E non è che noi siamo cattivi, è che qua fuori, se perdi tempo, te la fanno pagare, capito? E allora, vi faccio una domanda. Secondo voi, chi è che ci mette tutta questa pressione addosso? Ve lo dico io. Il sistema. Ben? Dietro al camion c'è il magazzino, dietro il magazzino c'è la logistica, dietro la logistica ci sono gli uffici e dietro agli uffici ci sono quelli che comandano. E ora dimmi, in un sistema così, chi è che paga? Il camionista! Sempre! Ben, scrivimelo qui in grande, in rosso! Sempre! E sapete qual è la cosa più bella? Che non gli basta farti correre, ti devono pure controllare con il tachigrafo. Ben, mettimi qua il tachigrafo. E lo sapete che cos'è? È uno strumento di potere, un guinzaglio, hai regole su regole e basta un minuto che sei fuori e diventi un criminale. E per noi questa è adrenalina pura. Poi per strada, quando ti trovi la polizia stradale, tu non hai paura perché hai fatto chissà che cosa, ma hai paura perché già lo sai che qualcosa lo trovano. E oltre ai controlli stradali, abbiamo chi piace far perderci tempo. Aspetti ore allo scarico, ti trattano male, ti dicono stai lì e se parli sei tu il problema. Ma comunque, ritornando a noi, se mi volete fermare, è inutile che mi fate fuori, perché poi si sa chi è stato. Avete paura? La verità vi dà fastidio? E adesso parlo proprio con voi. Cari magazzinieri, noi trattative non ne facciamo.